I danni provocati dal ciclone Harry in Sicilia e i risarcimenti ai balneari. Ascoltiamo l'assessore regionale a territorio e ambiente Giusy Savarino al microfono di Gaetano Ravanà. Questa è una stagione particolare per i balneari siciliani, perché il ciclone Harry ha messo in ginocchio molti di loro. Ecco perché, come governo Schifani e come assessorato al territorio e ambiente, stiamo facendo di tutto per rimetterli nelle condizioni di essere accoglienti come sempre. Addirittura la mia prima circolare anticipa il ciclone, quando già c'era l'allerta meteo, e crea autorizzazioni veloci per tutelare gli stabilimenti. La stessa celerità nelle autorizzazioni la confermo nella circolare successiva al ciclone, per liberare invece le spiagge da tutti i detriti che il ciclone aveva portato. Il 30 gennaio approviamo all'unanimità su nostra proposta una norma che stabilisce l'esenzione dei canoni per i balneari colpiti e anche misure straordinarie attraverso IRFIS fino a 20.000 euro per questi imprenditori, al di là e a prescindere che avessero il DURC, le regolarità fiscali, perché la priorità era rimetterli in piedi. E altre misure sono al lavoro insieme al presidente Schifani. Somme urgenze finanziate a tutti i comuni per riuscire a ripristinare lo stato dei luoghi, con autorizzazioni anche lì celerissime da parte del mio assessorato. Io sono stata in giro, ho visto che molti comuni hanno già terminato i loro lavori, altri sono in via di definizione, stiamo parlando di oltre 40 milioni di somme urgenze sulle coste siciliane. Ma non è finita qui, abbiamo anche emanato circolari, decreti, per riuscire a ristabilire questi stabilimenti e ripristinarli senza dover riprendere i pareri che già comunque avevo acquisito al mio assessorato, e quindi maggiore celerità anche in questo. Su richiesta delle associazioni balneari ho aperto alla possibilità che anche i titolari potessero chiedere delle autorizzazioni brevi, perché semplicemente molti di loro non hanno più lo spazio per mettere sdraio e ombrelloni, e così possono affiancarli rispetto a dove erano precedentemente. E c'è questa finestra aperta fino al 5 maggio. Circolari, decreti e anche aiuti straordinari, ma c'è di più. Abbiamo investito sulle spiagge perché fossero anche più attrattive con più servizi. 800.000 euro a disposizione dei comuni per servizi di vigilanza, i bagnini, 1 milione per la pulizia del demanio, 5 milioni per servizi aggiuntivi, docce, accessibilità per i disabili, aree pet friendly, aree ludiche per i nostri bambini, anche aree fitness, tutto ciò che i comuni possano immaginare per rendere le loro spiagge più attrattive. Tutto questo in una serie di misure in pochi mesi che servono per rimettere in piedi i balneari, per rendere attrattive le nostre spiagge, per rendere la Sicilia accogliente non solo verso i turisti che normalmente scelgono la Sicilia, ma anche per i tanti turisti che dopo la guerra in Medio Oriente cercano luoghi più sicuri. E la Sicilia lo è. È sicura, è accogliente, è meravigliosa. E noi dobbiamo farci trovare pronti.